Una stagione per far innamorare del teatro, per colpire al cuore gli amanti del genere e anche quelli che lo frequentano poco e soprattutto per avvicinare i giovani. Ritornato da poco Teatro Nazionale, lo Stabile del Veneto ha presentato la stagione 2022-2023 del Teatro Verdi di Padova, 11 titoli in abbonamento, un extra speciale e 2 progetti dedicati ai giovani che animeranno il palcoscenico del Teatro Maddalene. Il cartellone presenta un programma in cui si alternano produzioni, coproduzioni, talenti emergenti e artisti di calibro nazionale. Il presidente Beltotto definisce questa la stagione più bella degli ultimi 40 anni. Certamente la più bella degli ultimi 40 anni. È una stagione che secondo me piacerà ai ragazzi che decidono di venire e agli abbonati storici che decidono di proseguire e al nuovo pubblico che decide di entrare, magari per la prima volta in un teatro. Si parte il 9 novembre con una produzione dello Stabile, Spettri di Ibsen, poi Andrea Penacchi con Shakespeare and Me, come il bardo mi ha cambiato la vita, Il mercante di Venezia, Pierpaolo Pasolini, scritto a quattro mani da Marco Tullio Giordana e Luigi Locascio, e poi opere come Maria Stuarda, Riccardo III, spettacoli degni della recente nomina a Teatro Nazionale. Ci abbiamo lavorato per 3 anni, è un punto di partenza perché fra 3 anni ci giudicano ancora. Se non avremo i mezzi e non avremo le fantasie, non avremo la cultura e non avremo le idee sufficienti, fra 3 anni torniamo in Serie B, questo lo devono sapere tutti.